Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è buono con Jackie's Back che conquista il comando nei confronti di Vamos OP che rimane all'esterno per l'inserimento di Antonio Bocino. Più indietro va Omar Valentiniano, intanto cerca di accodarsi in terza posizione Vamos OP e lo fa. Sopravanzando Numero Omar. 11, Bluff dei Greppi, La squalifica intanto per Bluff dei Greppi, 400 iniziali che se ne vanno in 36 con Jackie's Back che se la gioca al comando. Seconda posizione per Antonio Boccino che precede Vamos OP, quindi Vaumar e Valentiniano, via via tutti gli altri in lunga fila indiana con squalificato come detto Bluff dei Greppi che era al rientro dopo lunghissima assenza, intanto 600 in 47,6, schema che non cambia se non per la mossa esterna da parte di Doge Spritz che anticipa Umberto Axe, mentre è lontana anche di Luca Mo. Che rendeva 40 metri, ma deve aver avuto problemi a sua volta. Tanto 1,21 e 1 per il chilometro iniziale. Cavalli che ora viaggiano su limiti abbastanza tranquilli. Un parziale in 15,8 con Jackie's Back che si mantiene in vantaggio su Antonio Boccino e Vamos OP. All'esterno c'è Doge Spritz che si trascina Umberto Axe, quindi anche Decon ancora in coda di Luca Mo quando manca un chilometro all'arrivo. Intanto continua Jackie's Back a guidare la corsa, nessuno riesce ad impensierirlo per il momento, ma mantiene comunque andatura discreta. Ora c'è un 15 davanti alle tribune. È iniziato l'ultimo giro con Jackie's Back in vantaggio, Doge Spritz all'esterno, Antonio Boccino lungo la corda, Vamos OP in terza posizione davanti a Vaumar, al largo anche Umberto Axe, ma non cambia niente a 500 dalla conclusione di Luca Mo, è sempre in coda il favorito. Intanto l'attacco deciso di Doge Spritz a Jackie's Back che prova a ripartire, ma Doge Spritz imprime nuova accelerazione all'attacco della curva conclusiva, si avvantaggia, passa in testa e ora può sgabbiare anche Antonio Boccino che anticipa a sua volta Umberto Axe, retta d'arrivo con Doge Spritz che ha buon margine di vantaggio. Doge Spritz ai 100 finali allunga per isolarsi in avanti. Doge Spritz, Francesco Pettinari che vince questa maratona finale, secondo posto per Antonio Boccino, al terzo Umberto Axe, 1,18,3, 29,4 a chiudere, dimostrazione di forza veramente per Doge Spritz che Francesco Pettinari porta a un ampio primo piano per conto di Antonio Sarzetto e della scuderia Samantha e Giulia. Rivediamo se possibile le immagini della vittoria di Doge Spritz, netta davvero sul traguardo dopo percorso non semplice, scoperto all'esterno, rendeva 20 metri, ma Doge Spritz oggi ha fatto la differenza con una prestazione davvero superlativa. 8:39 dovrebbe essere l'ordine d'arrivo di questa settima corsa dall'Arcoveggio, maratona finale. È tutto per questo pomeriggio di corse, l'appuntamento è per giovedì prossimo.